Lei prima ha accennato a un grosso problema che è quello di Porto Marghera e soprattutto, guardi, lo dicevo anche a Giancarlo Galan, e gli operai si lamentano di una cosa, che non c'è chiarezza. Cioè, si parla un po' genericamente del futuro di Porto Marghera, chimica sì, chimica no, bonificare l'aria, la logistica, la marittima, non so, tante cose, ma non c'è un'idea chiara. Lei crede col tempo, diciamo, una volta insediato al governo del Veneto di trovare una direzione, di poterla indicare, insomma? Ma guardi, io non sono un millantatore, però io di questa partita ne so poco o niente. E mi spiego perché ci saranno innanzitutto da capire i dossier, leggerli, capire cosa si è fatto fino ad ora, perché andare a sparare cretinate su delle cose che non si conoscono non va bene. Di primo acchito, per quello che so io di Porto Marghera, direi che ci debbono essere due presupposti: salvaguardare l'occupazione e la riqualificazione ambientale. All'interno di questo alveo noi dobbiamo metterci e all'interno di questo alveo bisognerà trovare una soluzione, perché se tu fai una grande riqualificazione ambientale ma scarichi sulla strada migliaia di lavoratori, costo-beneficio non viene fuori. Se salvi l'occupazione ma degradi ancora di più il Veneto da un punto di vista ambientale, non conviene ancora. Il punto di equilibrio è salvaguardia dell'ambiente e quindi riqualificazione e occupazione. L'occupazione mi sta molto a cuore, io sono andato a Marghera un paio di sabati fa e posso dire che i lavoratori sono molto preoccupati, danno ragione, cioè, poi non stiamo parlando di persone che guadagnano 3, 4, 5, 10 mila al mese, ma guadagnano 1.000 euro, 1.200 euro, purtroppo muoiono come nel caso della pulizia delle stive delle navi di un paio d'anni fa, muoiono pulendo le navi, insomma c'è infortuni sul lavoro, gas che esce, abbiamo assistito a un mega processo rispetto agli intossicati, insomma c'è molto da discutere su questo e anche, se mi permette, con molto rispetto e delicatezza, perché la partita di Marghera è una partita sì delicata ma anche di rispetto, perché lì ci sono persone che la conoscono veramente bene e noi dobbiamo entrare in punta di piedi. Lo dico da Veneto, da Trevisano, cioè, andare lì e dire io ho capito tutto, cioè, dobbiamo andare in punta di piedi, per lì c'è gente che vive da una vita, da 2 generazioni e penso abbia molto da dire rispetto a quelli grandi esperti che vanno e guardano dall'elicottero l'area.